C'erano Rossini, i Calandra e il castello di Calatubo. Su Amazon sia in formato Kindle che fisico con una copertina flessibile. E questo il terzo libro di Mosby Eugenio Bollani che racconta le avventure tinte di giallo di Francesco Rossini, videomaker e regista. Sicilia, settembre 2020. Rossini, con 3 suoi amici, parte da un altipiano del Trentino e raggiunge la Sicilia a bordo della sua Duster gialla. La sua intenzione è quella di vivere una tranquilla vacanza tra Alcamo, Castellammare del Golfo e Scopello, ma anche questa volta la realtà lo richiamerà all'impegno banale, rimanere affascinato dalla bellezza di Palermo attraverso i simboli della sua storia, stupirsi dei misteri del castello di Calatubo e scoprire un prezioso vino che si pensava perduto per sempre. Tutto grazie a inaspettati incontri, dalla disabilità di Sasà alla saggia cultura di Angelo Laporta, dalla enciclopedica conoscenza di Enea Ceschini alla musica degli alcamesi Calandra e Calandra. E anche questa volta i cattivi verranno smascherati con Francesco che scoprirà anche il misterioso passato della sua amata Ginevra. Questa avventura, tra le tante cose, propone un tributo al mondo dello spettacolo, l'incontro di Francesco Rossini con il gruppo musicale Calandra e Calandra ha voluto dar voce a tutti quei professionisti della musica popolare, uno dei mondi più colpiti da lockdown. Anche in questa nuova opera con il cellulare si potrà inquadrare i QR code abbinati al libro per ammirare le voci dei protagonisti e i luoghi dove si svolge l'avventura. I racconti di Rossini parlano di realtà e di esperienze che aiutano a risolvere non solo i casi investigativi, ma anche molti bisogni legati alla realtà quotidiana. Stavolta è toccato al nostro territorio, al castello di Calatubo e ai Calandra e Calandra.